Continuano a uscire le notizie relative all'inchiesta Appalti e Mazzette, che riguarda anche quello di 37 milioni di euro per rifare la tanto attesa rete idrica di Agrigento a un consorzio di imprese che non avrebbe avuto i requisiti, né i mezzi né operai da impiegare per aggiudicarselo. L'ex assessore Di Mauro si sarebbe adoperato lo stesso affinché i lavori partissero e non si sbloccassero, anche se era già noto che quell'appalto sarebbe servito solo per prenotare i futuri finanziamenti, anche se più volte sono scaturiti dei dubbi sulla legittimità e l'utilizzo di 10 milioni di euro anticipati dalla Regione siciliana per avviare i lavori, così come ipotizza la Procura della Repubblica di Agrigento guidata da Giovanni Di Leo nella sua inchiesta Appalti e Mazzette, una tesi supportata dall'attività investigativa della squadra mobile di Agrigento con intercettazioni a tappeto, trojan, pedinamenti, acquisizioni di documenti vari. Proprio l'attività di intercettazione a carico dell'assessore regionale Roberto Di Mauro avrebbe fornito diversi spunti di indagine. A inizio del mese di gennaio è stata registrata una conversazione tra l'onorevole e il suo segretario Giovanni Campagna, indagato pure lui, in cui quest'ultimo ha informato l'assessore che il Ministero dell'Economia aveva chiesto chiarimenti sull'anticipazione di 10 milioni di euro per la rete idrica, sollevando dubbi sulla sua legittimità. Poco più tardi era stata intercettata una seconda conversazione, questa volta tra il segretario Campagna e un dirigente del Dipartimento Acque e Rifiuti, anch'essa avvisata dell'impugnativa del Ministero. Quest'ultimo in effetti ha ribadito l'insensatezza dei 10 milioni anticipati, è una cosa inutile questi 10 milioni, al suo interlocutore che di contro ha risposto: tu sai come nasce tutto, giusto? La dirigente giustamente perplessa ha ribadito nuovamente: io non ho capito perché questi 10 milioni sono stati messi, me lo spiegate? Il secondo momento ritenuto di grande rilievo investigativo dalla Procura e dalla squadra mobile avviene alla fine del mese di gennaio, quando grazie al trojan vengono intercettate altre due riunioni nella sede dell'AICA di Agrigento, la prima avvenuta il 21 gennaio 25, dove partecipano oltre all'ex assessore Di Mauro anche il direttore generale Claudio Guarneri, il presidente Settimio Cantone, il RUP Gaspare Triassi, il direttore dei lavori Pietro Agnello. Si parla del sindaco di Maletto, Capizzi, l'imprenditore che si era aggiudicato l'appalto della rete idrica di Agrigento. Quasi tutti i presenti hanno sollevato dubbi sulla figura dello stesso Capizzi. Triassi in particolare avrebbe sostenuto che non soltanto non poteva rapportarsi con la pubblica amministrazione, ma nulla era stato fatto fino a quel momento, nonostante l'entità e l'importanza del progetto. Nel frattempo i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento sono ripresi da via Vincenzo Gaglio nel quartiere del Campo Sereto, lavori che purtroppo vanno a rilento soprattutto per l'impossibilità del consorzio aggiudicatario dell'appalto a far fronte a un cantiere così importante economicamente.